Nome? Germano Pontoni. Bertilla Prevedè. Età? E adesso ne ho 60, però il compleanno non l'ho fatto dai 54 in poi, perciò ho sempre 54 anni. Non si chiede a una donna l'età. Professione? Cuoco. Cuoca. Canzone preferita? Pietre. Questo piccolo grande amore. Conosce qualche modo di dire in friulano? Sì. Friulano potremmo dire miglior polente senza nui che nui senza polente. Mi dispiace, ma sono veneta, non saprei cosa dirvi. Come e quando vi siete conosciuti? Ah, qualche anno fa, in albergo, lavorando. Ci siamo conosciuti nel 70, lavorando assieme a Jesolo. Un suo pregio? Il pregio di mia moglie è sopportarmi. Pregio, la pignoleria di mio marito. Un difetto? Sopportarmi? Pasticcione. In cucina chi tra i due è più pignolo? Pignolo è lei. Pignolo, quella pignoleria è mia. Pasticcione? Io. Pasticcione è mio marito. Creativo? Io. Mio marito. Goloso? Il Lei. signor Pontoni. Il tuo piatto preferito? Oca. Il mio piatto preferito è l'oca. Qual è la ricetta che ti riesce meglio? Quella semplice che è gradita e l'indomani non fa mal di testa. L'oca all'antica. Da quale ricetta si misura la bravura di un cuoco? Dalla semplicità. Da una ricetta semplicissima, può essere anche gli spaghetti al pomodoro. Quali sono i 3 passi fondamentali per prepararla? L'acqua in ebollizione, la pasta messa dentro subito dopo il sale, lasciarla al dente, terminarla in cottura con il pomodoro. Che consigli dareste a un cuoco alle prime armi? A un cuoco alle prime armi le darei la creatività, la semplicità dei piatti e molta pazienza. Umiltà, pazienza, curiosità, un po' di sprint e nel suo tempo ascoltare e rubare con gli occhi. Un aggettivo per il blog e una buona ragione per seguirci. Siete bravi ragazzi, il blog è bellissimo, seguitelo tutti. Complimenti per tutto il lavoro che avete fatto e seguirvi è importante perché da voi impariamo sempre molto. Vi siete divertiti a fare le riprese delle ricette? Sì. Moltissimo. Un aggettivo per Friuli Doc. Sprintoso. L'aggettivo del Friuli Doc è allegro. Che programmi avete per l'edizione di quest'anno? Dovete seguirci nel blog. Quest'anno, oltre alla collaborazione con Lady Chef, abbiamo... non si dice, dovete leggerlo sulle pagine del blog. E adesso salutate che l'intervista è finita. Ciao! Ciao!